Questa è la storia di un paradiso perduto. Questa è la storia della Sardegna, l'isola paradisiaca dove sono cresciuta. Dopo essere stata via per 15 anni, ho deciso di tornare per stare vicino alla mia famiglia. Sa che ho visto già qualcosa. Ma non mi sarei mai aspettata di trovare quello che si nascondeva nella mia amata isola. Due missili che si vedono proprio sulla roccia. Guarda su, continua a girare. Prova sott'acqua. Nelle basi militari della Sardegna operano gli eserciti di mezzo mondo. La NATO, Israele, la Francia, la Germania, che vede la Sardegna come uno scenario di guerra vero e proprio. In quelle basi si sono utilizzati missili che hanno contenuti di uranio impoverito e di torio, che hanno costituito veramente un problema sul piano sanitario. Ci sono state diverse denunce, pastori e persone che abitano nei dintorni del poligono che si sono ammalate. Cerchiamo di fare il massimo, però alla fine il colpo parte, cioè non possiamo. I pastori hanno sempre lamentato anche un particolare problemi, malattie particolari e strane. Ci sono 800 micronanini nei nifonoli. Era pieno di queste nanoparticelle. Io non l'ho visto più, l'ho visto solo da morte. Il figlio si chiama Francesco, non è un numero, è una voce.